my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per affrontare una tematica molto importante. Andiamo a vedere i pro e i contro nel farmare in leghe elevate come la mia. Attualmente io sono in Master 1. Se vi state chiedendo, Kai, come cazzo sei salito così in fretta? L'ultimo episodio eri solamente a Oro 1. Semplicemente ho messo il Town Hall interno per qualche giorno e vediamo un pochino. Ho vinto 51 difese in una settimana, non è tantissimo ma io, vabbè, mi accontento. Allora ragazzi, andiamo a vedere subito un pro che mi gusta veramente tantissimo. Il bonus ragazzi, la Lega Master 1 dà un botto di bonus. Come potete vedere 900 di Elise Nero, 140.000 di oro e Elise normale. Se andiamo a vedere alla lega successiva, la lega campioni, da 180.000 di bonus e 1200 di Elise Nero, che mi istiga veramente tantissimo. Penso di salire ancora a farmare a lega campione. Allora ragazzi, andiamo a vedere una cosa negativa nel farmare a leghe alte. Ci sfondano il sedere perché a leghe alte c'è tanta gente fortissima, come questo qua è un clan cinese, pensi lo conosco, questi qua sono uno dei migliori clan cinesi. Allora andiamo a vedere un replay, dopo vado anche a salutarlo dato che conosco i boss. Allora ragazzi, lui mi ha sfondato con Mastino Golem, sì, Mastino, Mongolfiere e Sgary, e purtroppo mi ha fottuto anche l'Elise Nero. Ora ragazzi vi state chiedendo, Kai, che cazzo dici di salire a farmare? Ragazzi, questo è una cosa negativa che potremo dimezzare, nel senso, se noi saliamo a leghe alte per farmare ma non abbiamo risorse, perciò non ci fottono un cazzo. Allora ragazzi, se il concetto farmare significa tante risorse, non ci sta bene con poche risorse. Allora ragazzi, mi spiego bene. Se voi avete Town Hall 10 maxato come il mio, andate a campione a farmare, dato che c'è un casino di bonus, e ogni volta che avete 1.000.000 di risorse fate così, lo usate per i muri, così non vi fottono un cazzo e andate in difesa, state tranquillissimi. Casomai al massimo vi fottono qualche coso là, qualche trofeo e basta. Ma in altri casi possiamo vedere il nostro amico qua, questo qua, gli è caduto un arciere ragazzi. Questo qua, Town Hall 7, gli è caduto un arciere, perciò mi ha regolato coppe easy. Torniamo a casa, dopo ma sì, se ho voglia gli faccio anche vendetta giusto per gusto. Giusto per gusto. Allora, cosa vi faccio vedere ora ragazzi? Allora ragazzi, andiamo a vedere subito gli attacchi in Lega Master. Andiamo a fare un attacchino e vediamo come sono messi a Lega Master 1. Wow, sono un po' cazzuti, un pochino. Allora ragazzi, un'altra cosa pro nel farmare leghe alte è che molto probabilmente ci sarà tanta gente con i depositi totalmente pieni. Il nostro compito sarà quello di fotterli 2 depositi, cioè se fate conto che una persona ha pieno, io li prendo 400.000, se io li prendo 200.000 con i bonus di 140.000 è già 300.000 tutto mio. E appena troviamo un villaggio da attaccare ve lo mostro. Cazzo, non trovo un cazzo. Ma questa parte la taglio, vero? Sì. Allora ragazzi, abbiamo finalmente trovato un villaggio da attaccare. Un'altra cosa pro che mi stavo per dimenticare di dirvi, che farmare in leghe alte troverete gente molto buona che metterà totalmente le risorse esterne giusto per farvele prendere. In questo caso mi ha lasciato totalmente l'Elise Nero. Io penso che forse gli faccio 3 stelle, ma dipende da quanto culo. Boh, un po' di Tesla qua, non ha neanche tanto nel castello, solamente gli arci. Allora, la cosa più importante di distruggere un Town Hall 9 è sicuramente quello di distruggere i 2 mortai che mi danno molto fastidio in questo caso. Allora, sto attaccando da iPad, vediamo se riesco a farli 3... No, non farmi questo. No, sono usciti i maghetti, come li odio i maghi, mamma mia, quanto li vorrei, bombardarti di amore. King, non farmi giretti King. Allora, il mortaio deve morire, devo prendere anche il nero. Good job. Ragazzi, purtroppo durante questa fase di registrazione la mia videocamera mi ha voluto mandare al fanculo, perciò sono rimasto senza batteria e
ho deciso di riregistrare questa parte con la facecam, dato che non volevo vedere quel buco, no, questo buco qua. E passiamo subito alla fine, che taglio un pochino così non faccio diventare video noioso. Eccoci qua, è morto anche l'ultimo acerino, facciamo resa, come vedete la Lega Mars 1 dà un'occasione di bonus, da solo di bonus 200.000. Allora ragazzi, per farmi perdonare dell'errore di prima, non mi sono dimenticato di attivare la facecam, andiamo ad attaccare questo overpower che è veramente fortissimo. Allora vediamo cosa riesco a farli. Allora fottiamoli prima il mortaio, questo, sì, distruggimi tutto subito, già da subito. No, allora non è questa la via giusta, allora meglio fare così ragazzi. No, mi stanno già sfondando questi qua, maledetti, maledetta quella volta, maledetta quella volta. Bravo, ok, sono uscite le truppe del castello, va bene, dimmi, mamma mia come mi danno fastidio le truppe del castello. Allora, facciamo così. Entriamo e fottiamo un pochino di... Oh no, ok, la sua Inferno Tower mi ha già preso il re barbaro. Ok, ok, dai, entrate dentro e dai, dai una mossa. Mi sa che prendo anche il Town Hall, ragazzi. LOL. Allora ragazzi, non fatevi questa difesa qua perché Kai vi sfonda con barbari e arcieri. Ok, ho fatto praticamente... Allora ragazzi, questo è un big fail, praticamente ho fatto coppe in questo attacco che risorse e ho perso, veramente, no comunque il bonus mi tira tanto su. Allora ragazzi, sì, un'altra cosa che spinge i giocatori a salire di lega e farmare in leghe alte è sicuramente per le risi nero che qua sopra sono strapieni, tutti pieni. Torniamo a casa. Allora ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciatemi un like o un commento e noi ci vediamo la prossima volta.